Siamo venuti per riflettere un attimo su quello che sta avvenendo, non solamente, ma anche per pensare ciò che è la nostra vita e qual è il progetto per noi. Sono venuta qui a Monteberico, una preghiera per questa situazione. Sì, È venuta a pregare. azione, pregare nella Madonna, oggi è il primo sabato del mese. E lei è venuta apposta, no, tanti anni fa per proteggerci e perciò adesso dobbiamo pregare ancora di più. Le mancano le messe perché? Ah, tantissimo, a me che vado tutti i giorni a prendere Gesù e la medicina per il nostro corpo. Come si vive questo momento? Giustamente, in poche parole un po' triste, però dai, con umore ci tiriamo su. Monteberico, primo sabato del mese, ancora un fine settimana senza le messe, l'Eucarestia, ma non manca il via vai dei fedeli che entrano in basilica e si siedono a pregare, magari confortati dal silenzio o dal canto. Lei signora le mancano un po' le messe? Tanto, a me manca tanto la messa. Sì. Cos'era per lei un momento di cosa? È un momento di meditazione e poi mi dà tanta pace. E adesso viene anche a pregare anche proprio per questa situazione che si sta vivendo, questo coronavirus. Sempre. Tutto quello che succede, tutto quello che... sì. È preoccupata un po'? È un po' preoccupata, sì. L'indifferenza, questo è il virus, l'altro Sento, ma le mancano un po' le messe? è la comunione soprattutto, sì, ma anche la messa. Avete sentito i fedeli? Si continua a venire a pregare, mancano le messe, si sente la loro mancanza e qualcuno dice è una scelta. Ma vi mancano un po' le messe? Un pochino sì. Adesso ho visto che c'erano una cinquantina di persone, la messa potevano anche farla, secondo il mio punto di vista, però insomma qua bisogna rispettare le idee di tutti, per cui... Questo è un errore della Chiesa. Secondo me ha fatto male a chiudere le chiese. Moltissimo. Perché dice? Perché la Chiesa è Chiesa, cioè è per i fedeli.